Il governatore della Virginia Gilmore ammette il test del DNA per Barnabei, l'esecuzione dunque potrebbe essere sospesa. Si chiude al Palazzo di Vetro il vertice del millennio con 160 capi di Stato, fallita la mediazione di Clinton tra Israele e Arafat. Tariffe più alte a causa del prezzo del petrolio, ministro delle finanze a Versailles per curare l'euro. Inseguimento e sparatoria nel Modenese dopo una rapina, ucciso un bandito, grave un passante, carabiniere ferito. Buonasera, dal telegiornale 3 si riaprono le speranze, si riaccendono le speranze per Rocco Derek Barnabei, l'italo-americano condannato per lo stupro e l'omicidio della fidanzata. Se ne parla da giorni, questa sera, la notizia di poco fa, il governatore della Virginia Gilmore ha accettato la richiesta della difesa del condannato e farà effettuare l'esame del DNA. Dunque l'esecuzione a questo punto, che è fissata per il 14 di settembre, potrebbe essere rinviata. Sentiamo Paola Leotti che ci spiega la vicenda. Sì, dunque la notizia in effetti è arrivata inaspettata e naturalmente graditissima. Pochi minuti fa il governatore, come dicevi tu, ha dato ufficialmente l'ok per l'analisi del DNA che Rocco Derek Barnabei chiedeva disperatamente da anni. È una vittoria anche se non definitiva ma importantissima per tutta la mobilitazione sollevata dal caso del condannato italo-americano. Vi ricordiamo che anche il Presidente del Consiglio Amato, che si trova a New York per il summit del millennio, aveva perorato ieri la causa di Rocco Barnabei, si era pronunciato a favore di un rinvio, ma è dall'intero paese italiano che era partita in questi giorni a più riprese e con ogni mezzo la richiesta di revisione del caso. E proprio in queste ore Barnabei, che qui vedete, ha ricevuto la visita di 3 deputati giunti apposta dall'Italia. Il suo caso era comunque, ve lo ricordiamo ancora, stato preso in mano pochi giorni fa da un bravissimo avvocato, eccolo, Alan Dershowitz, scandalizzato per quanto stava accadendo in Virginia, un caso clamoroso di errore giudiziario, aveva detto Dershowitz, che ha preso la sua decisione dopo la sparizione e la ricomparsa di una busta contenente i reperti presi dal corpo di Sara, la ragazza di Barnabei che venne uccisa selvaggiamente nel 93. Ora comunque, come dicevi, si riapre la speranza, verrà fatto l'esame del DNA e verrà quasi certamente rinviata l'esecuzione. Dico quasi perché Gilmore non lo dice espressamente nel suo comunicato e anzi scetticamente il governatore della Virginia dice di agire solo per eccesso di prudenza. Dunque Gilmore resta fermo sulle sue posizioni, ma a questo punto è stato costretto a cambiare opinione e a dare qualche spazio che appunto lascia speranza per Barnabei. E ora qualche battuta per il summit dei grandi che si chiude qui a New York, si chiude con una impegnativa dichiarazione che promette di ridurre la povertà e le malattie nel mondo e di promuovere ai massimi livelli l'educazione. Ambiziosi propositi che qualcuno però chiama ancora utopie. Nel concreto, mentre sul palco si alternano ancora gli ultimi interventi, infatti finirà tra breve il summit, tutti interventi, lo ricordiamo, brevi di 5 minuti e ancora una volta il presidente Clinton con il suo attivismo tenta di chiudere con risultati di rilievo. Clinton ha incontrato il presidente cinese Jiang Zemin per convincerlo a riprendere il dialogo con Taiwan, considerata da Pechino una provincia rinnegata. Clinton aveva a lungo tentato anche la mediazione urgente tra israeliani e palestinesi, che però per ora almeno è finita nel nulla e molti osservatori non a caso paragonano queste ultime ore di chiusura del summit dei grandi della terra agli ultimi mesi della presidenza Clinton, cioè ricchi gli uni e gli altri di ottimi propositi per la pace e lo sviluppo economico, ma incapaci di frenare i conflitti globali che continuano a intralciare i piani futuri. E con questo ti restituisco la linea. E sulla questione Barnabei, il Capo dello Stato incoraggia ogni iniziativa volta a ricercare una soluzione positiva alla vicenda. È un comunicato del Quirinale, un'iniziativa formale del Capo dello Stato in appoggio al lavoro che il Presidente del Consiglio sta svolgendo presso le autorità americane. La nota del Quirinale ricorda inoltre che il Presidente è favorevole per convinzione profonda e rispetto ai principi costituzionali all'abolizione della pena di morte in tutto il mondo, segue con intensa partecipazione il caso di Rocco Barnabei. Di nuovo al centro del dibattito politico, la legge elettorale, ne ha parlato il Presidente della Camera Violante. Sentiamo. Noi abbiamo forti presidenti di regioni, forti sindaci, forti presidenti di provincia, ma un debole Presidente del Consiglio, un debole governo in Parlamento. Credo che bisogna cambiare la legge elettorale per alcuni aspetti, credo che sia anche necessario avere una norma che dia al governo più forza, pari a quella che hanno i governi regionali, provinciali e comunali. Il Presidente della Camera rimette così in un'intervista al TG3 delle 19 al centro del dibattito politico la questione della legge elettorale, in vista della ripresa del confronto in Senato la prossima settimana.
Ma la giornata politica ha avuto anche un altro centro di attenzione, le mosse di Sergio D'Antoni. Un suo incontro con Berlusconi ha messo in allarme lo Stato Maggiore del PP che cerca di tenerlo nel centrosinistra. Franco Marini e Ciriaco De Mita lo hanno incontrato portandogli proposte di Castagnetti, ma le indiscrezioni indicano che D'Antoni avrebbe rifiutato un posto di ministro nella futura squadra di governo. Ancora un'altra partita si gioca contemporaneamente, quella della nomina del rappresentante all'ONU per i rifugiati. Da New York il presidente Amato ha lanciato la candidatura di Emma Bonino che ringrazia il Premier ma non vuole dire di più. Se oggi il prezzo del petrolio è calato non si è ridotto lo stato di allarme per i rincari. Continua infatti ad aumentare la benzina e il gasolio ha raggiunto la cifra record di 1.815 lire. Domani i pescatori protesteranno in 21 porti italiani, sul piede di guerra anche autotrasportatori e tassisti. Il caro petrolio è un problema non solo italiano, i ministri economici dell'Unione Europea riuniti a Versailles studiano le contromisure. Un euro forte è nell'interesse dei paesi che hanno scelto la moneta unica. Si chiude con questa frase testuale, il documento letto da Laurent Fabius a nome dei 12 paesi dell'area dell'euro, un'affermazione impegnativa che contraddice recenti dichiarazioni del cancelliere Schroeder, secondo cui l'attuale cambio col dollaro non sarebbe poi stato un male in quanto avrebbe favorito le esportazioni. Ora invece il dato è tratto, ci si attendono concrete misure dei governi e della Banca Centrale Europea in sostegno della moneta unica. Oggi naturalmente si è parlato anche di petrolio, sentiamo Visco. Sul petrolio abbiamo discusso, domani vediamo cosa. Mi pare che le posizioni siano più o meno simili e abbastanza simili a quelli che la Commissione ha espresso finora. L'orientamento sarebbe in sostanza quello di esercitare pressioni sui produttori di petrolio perché scenda il prezzo del greggio. Invece una riduzione delle tasse sui prodotti petroliferi non è auspicata perché secondo i ministri non sarebbe utile. Domani qui a Versailles arriva anche Prodi, presiederà la riunione a 15 dei 15 paesi dell'Unione, oggi si sono riuniti soltanto quelli dell'area dell'euro. Ma quanto sia grave l'attuale crisi petrolifera lo dimostrano i fatti di Francia. Camionisti, agricoltori, piccoli artigiani continuano a presidiare raffinerie e depositi di petrolio e a scenare anche questa sera manifestazioni e blocchi stradali contro il caro carburante. E questo spesso anche contro l'avviso delle organizzazioni di categoria che hanno sottoscritto intese con il governo Jospin. L'auto sequestrata è una denuncia per favoreggiamento della prostituzione dopo essere stato sorpreso dai carabinieri con una prostituta. È stato troppo per il giovane trevigiano che così ha deciso di togliersi la vita. E subito si sono scatenate le polemiche sulle iniziative per contrastare la prostituzione. 25 anni, un lavoro, una fidanzata, una vita normale e il rischio di vederla distrutta dal marchio di frequentatore di prostitute. Il peso della vergogna ha schiacciato il giovane di Treviso che si è tolto la vita dopo essere stato fermato dai carabinieri, privato dell'auto, posta sotto sequestro e denunciato per favoreggiamento della prostituzione. La legge afferma che chi dopo il rapporto riaccompagna la prostituta agevola la sua attività e commette un reato. Prostituzione, mercato da centinaia e centinaia di miliardi per le mafie, soprattutto quella albanese, e strumento di oppressione su migliaia di donne, tantissime minorenni. Ad aprile era stato Giuliano Amato a dare il via alla crociata contro i clienti delle lucciole, complici, aveva detto, del reato di schiavitù. Il presidente della Camera Violante paragona dal punto di vista morale il cliente al protettore. La risposta non si è fatta attendere in molte aree d'Italia. Procure, forze di polizia, sindaci hanno adottato il pugno di ferro con i clienti. Con sequestro dell'auto, multe da 1 milione e verbale a casa se non si paga subito. La linea dura però non è stata adottata su tutto il territorio nazionale e questa non è un'anomalia da poco. Nel momento però in cui il cliente agevola l'attività della prostituta, allora può commettere un reato e questo è oggetto di valutazione caso per caso. Il cliente della prostituta che si limiti oggi a fare il fruitore di quel servizio non commette un reato. Se il legislatore ritiene che questo sia un comportamento perseguibile, deve cambiare la legge. Il conflitto a fuoco tra una banda di rapinatori e carabinieri in provincia di Modena è stata ritrovata questa sera abbandonata la macchina dei banditi che hanno messo a segno la rapina al Mercatone 1. Dentro il cadavere di un uomo, molto probabilmente uno dei 4 banditi.
Sono sicuro di averne colpiti 2, aveva detto il carabiniere ferito a una coscia nella sparatoria con la banda che aveva assaltato il centro Mercatone 1 di Castelfranco Emilia. E in serata la scoperta del corpo di un bandito ha confermato la sua versione. L'uomo è stato ritrovato senza vita all'interno della Fiat Punto color oro usata dai banditi nella fuga. La macchina era fuori strada, ribaltata in un viottolo di campagna di Riolo, frazione di Castelfranco. Il resto della banda è probabilmente fuggito a piedi. La rapina nel primo pomeriggio. I carabinieri però avevano subito intercettato l'auto della banda davanti al centro commerciale. Inevitabile la sparatoria. I banditi hanno fatto fuoco con dei Kalashnikov, sembra, ferendo un carabiniere e in modo più grave un passante. La Punto era comunque riuscita a ripartire, ma l'incidente ha bloccato la fuga dopo pochi chilometri. Nella zona, intanto, continuano le battute di polizia e carabinieri. Per gli altri 3 banditi, uno dei quali probabilmente ferito, la cattura potrebbe essere vicina. A Venezia 3 artisti della canzone insieme, Jovanotti, Ligabue e Piero Pelù, in un film coprodotto dalla RAI. Testimonia la d'eccezione per un documentario dell'associazione umanitaria Emergency che sarà proiettato domenica sera su Rai 3. La nascita, giorno per giorno, di un ospedale nell'Afghanistan martoriato da 20 anni di guerra. Jong, coprodotto dalla RAI, che Rai 3 trasmette alle 20:30 domenica sera, più che un documentario è un film verità sul lavoro di pace di Emergency e del suo animatore Gino Strada, che oggi a Venezia ha potuto contare sulla militanza, tra gli altri, di Ligabue, Jovanotti e Piero Pelù. Una scommessa difficile, questo lo si vedrà nel film. Però ce l'abbiamo fatta e in tanti hanno creduto a questa scommessa e hanno contribuito anche con tanto denaro. Allora il far vedere cosa si è fatto col denaro delle persone che ci hanno creduto credo sia un dovere di responsabilità da parte di Emergency. Noi siamo da un po' di tempo molto vicini in questa organizzazione che riteniamo una di quelle che producono fatti, oltre che produrre sollievo e assistenza a chi ne ha bisogno. Vedere come un festival della finzione, no? Come Venezia abbia il coraggio di ospitare al suo interno un documentario che di finzione non presenta assolutamente nulla. E poi insomma sono contento che la RAI abbia fatto tutto questo, perché diciamo che il suo ruolo di servizio pubblico viene al 100% rispettato in questo caso, no? E restiamo a Venezia e vediamo che cosa è accaduto oggi al Festival del Cinema. Scandalo annunciato e confermato al Lido per O Fantasma del portoghese João Pedro Rodrigues, unica opera prima in concorso al festival e che, come previsto, ha suscitato polemiche per le scene shock di rapporti omosessuali in sequenze volutamente esplicite che per ovvie ragioni non possiamo mostrarvi. Il film è la storia di un ragazzo che per lavoro raccoglie spazzatura ma vive in completa solitudine, ossessionato dal sesso, che pratica quasi in maniera ipnotica e brutale, mascherato da una tuta di pelle nera. Il film è un film personale, è un film sulle mie ossessioni, sui miei fantasmi. Ma perché delle scene così esplicite proprio? Perché io volevo filmare la brutalità del desiderio, e per filmare la brutalità del desiderio io credo che per me si dovrebbe passare per il sesso, filmare il sesso stesso. Per me che non sono omosessuale, ci ha detto Riccardo Meneses, il protagonista, non è certo stato facile girare questo film e tutti i miei amici me lo hanno sconsigliato. La mia ragazza invece mi ha incoraggiato, io considero questa un'importante prova d'attore. Il vero fantasma di questa mostra comunque è Mick Jagger, che appare a sorpresa alle proiezioni dei film e poi scompare nel nulla. Si aggira per il Lido come un'ombra e speriamo che sia per passione cinefila e non per rincorrere l'ennesima love story, se no ci tocca inseguire pure quella. E ora la linea passa alle nostre redazioni regionali, ci vedremo subito dopo per l'approfondimento. Grazie, tra poco. Puoi usare la chiamata vocale, organizzare riunioni o collegarti alla rete con Yahoo. Lasciati ispirare dal geniale Siemens S35. Be inspired.
Un container sospetto scaricato a Porto Marghera da una motonave greca salpata dal porto del Pireo ufficialmente conteneva sedie di plastica. In realtà, abilmente occultate negli scatoloni, c'erano 5 tonnellate di sigarette marca Regal e Super Kings destinate ai mercati anglosassoni per un valore commerciale che supera il miliardo di lire. Proprio il modesto valore del carico dichiarato, la sproporzione con gli oneri connessi al trasporto e la provenienza da un'area geografica a rischio hanno insospettito i finanzieri addetti alla vigilanza e al controllo doganale delle aree portuali di Venezia e Marghera, che hanno scoperto e sequestrato il carico e denunciato a piede libero per contrabbando il trasportatore veneziano che lo aveva prelevato. Questa nuova operazione delle Fiamme Gialle porta a 45 le tonnellate di sigarette sequestrate a Venezia dall'inizio dell'anno e conferma che le rotte del contrabbando internazionale stanno sempre più spostandosi dalla Puglia, ormai controllata palmo a palmo, verso i porti del Medio e Alto Adriatico, Ancona, Venezia e Trieste. Gentili telespettatori, buonasera. Fa discutere il caso del giovane trevigiano che si è tolto la vita per la vergogna dopo una denuncia per favoreggiamento della prostituzione. Era stato sorpreso con una lucciola a Mestre dai carabinieri che gli avevano sequestrato la macchina. Un atto legittimo, replica il pubblico ministero di Venezia, Carlo Nordio, che però chiarisce: va cambiata la legge. Una notte con una lucciola sul terraglio, la strada del sesso a pagamento del ricco nord-est finisce con il sequestro dell'auto e la denuncia per favoreggiamento della prostituzione. Lui, trevigiano, 25 anni, un lavoro, una fidanzata, ha preferito cancellare la vergogna togliendosi la vita. Un caso estremo che però fa discutere. Carlo Nordio, il pubblico ministero di Venezia, che era di turno quella notte, difende l'operato suo e quello dei carabinieri che d'iniziativa hanno sequestrato l'auto. L'atto era formalmente legittimo, ma il magistrato chiarisce: è la legge che va cambiata. Secondo la nostra legge la prostituta non commette un reato e non lo commette nemmeno il cliente che si accompagna alla prostituta. Nel momento però in cui il cliente agevola l'attività della prostituta, allora può commettere un reato e questo è oggetto di valutazione caso per caso. 5 donne in carcere, 4 bosniache e un'italiana, tutte accusate dalla squadra mobile di Verona di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento della prostituzione e ingresso clandestino di stranieri in Italia. 7 bosniaci sono ricercati nell'ambito dell'operazione battezzata Belami, dal nome del night club di Sarajevo, dove avveniva una vera e propria asta di giovani donne da avviare alla prostituzione in Italia. Le 5 donne sono state arrestate a Verona dopo un blitz in via Pigafetta, in Borgo Milano, in un'abitazione che fungeva da base operativa per lo sfruttamento della prostituzione. Altro aspetto interessante che coinvolge queste donne è che hanno tentato di sgombrare il campo da altre prostitute, forse per accaparrarsi quelle zone che commercialmente ritenevano più appetibili per il loro tipo di attività. E quindi ci sono state delle aggressioni, delle violenze, dei danneggiamenti nei confronti di altre prostitute e quindi c'è quest'ulteriore contestazione nei loro confronti. Non solo sigarette di contrabbando, Venezia è anche porta dell'immigrazione clandestina. La polizia di frontiera ha denunciato 5 iracheni e un iraniano. Avevano documenti falsi acquistati in Grecia, costo fino a $6.000 l'uno, in lire circa 12 milioni. I 6 stranieri erano arrivati sulla motonave Blue Galaxy, sono stati rimandati nel porto di provenienza in Grecia. Atterraggio d'emergenza in una vigna con un velivolo ultraleggero, un deltaplano a motore ad Annone Veneto, provincia di Venezia. Fratture multiple a gambe e braccia per l'equipaggio, l'istruttore friulano e l'allievo di Mestre. Erano decollati questo pomeriggio dalla pista di una scuola di volo a San Stino di Livenza. Non è chiaro il motivo dell'incidente. Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Padova l'ha chiamata Operazione Cartoon, i personaggi dei cartoni animati più cari ai bambini, dai classici della Disney agli ultimi divi, i Pokémon, contraffatti da 2 ditte del padovano che vendevano poi i falsi a negozianti. Peluche, zainetti, altri articoli, 500.000 di pezzi in tutto sequestrati dai finanzieri di Este. 3 persone sono state denunciate. La cultura, la pittura degli impressionisti è tornata a Treviso, 160 quadri in mostra a Ca' dei Carraresi e a Conegliano la mostra parallela da Courbet a Manet, l'opera su carta, l'inaugurazione domani. Solo per dare un'idea della ricchezza della rassegna sulla nascita dell'impressionismo è sufficiente elencare qualche numero di opere presenti. 6 quadri di Corot, 7 di Daubigny, 7 di Rousseau, 6 di Cézanne, 6 di Degas, 7 di Manet, 12 di Monet, 5 di Renoir. La nascita dell'impressionismo indaga in modo capillare i decenni che prepararono la novità assoluta di una pittura amata dal grande pubblico internazionale.
Arte che ha saputo resistere a qualsiasi variazione del gusto e della moda per testimoniare la qualità straordinaria di pittori che la storia dell'arte possa ricordare. In questi artisti, oltre a mostrare le esplorazioni in generi diversi, ritratto, paesaggio, natura morta e scene di vita quotidiana, l'esposizione offre al visitatore l'opportunità di valutare i segnali di una forte modernità. Mai in Italia si sono viste sulle pareti di un museo opere così numerose dei più grandi nomi dell'impressionismo, a conclusione di una ricerca durata 15 mesi e che prima della Casa dei Carraresi a Treviso ha toccato i più grandi musei europei ed americani. La nascita dell'impressionismo rimane aperta fino al 14 gennaio del 2001. In provincia di Treviso, scuola di recitazione diretta da un grande, vediamo. Il dramma dell'uomo sottoposto tra il bene e il male nella figura biblica di Giobbe è stato portato sulle tavole del nuovo teatro Eden di Treviso da Ugo Pagliai e da Paola Gasman. L'opera poetica è stata scritta nel 1940 da Papa Wojtyła. Questo è l'anno del giubileo. Una grande domanda a se stesso sulla ragione del perché di tanti dolori, di tante guerre, di tante persecuzioni, di persone che muoiono essendo innocenti. Perché tutto questo? Perché magari Dio permette tutto questo? E questo è l'interrogativo di Giobbe ed è anche l'interrogativo magari di noi tutti, credo. Paola Gasman ha da poco perso il padre Vittorio. C'è un filo tra la sofferenza di Giobbe e la ricerca di Dio da parte del grande attore. Sicuramente purtroppo gli ultimi anni hanno visto mio padre anche molto sofferente, molto in preda appunto a degli interrogativi sulla vita e sulla morte. Periodo di festival, a Venezia quello del cinema, poi c'è quello delle aspiranti Miss. Questa sera nel nostro approfondimento parleremo del Festival della Letteratura che è in svolgimento a Mantova. 5 giorni di performance molto speciali a tutte le ore con un grande successo di pubblico. I protagonisti non sono né cantanti né attori, ma 100 scrittori arrivati da tutto il mondo. È un tour letterario tra piazzette nascoste come il cortile della Cavallerizza, dove la star è lo scrittore spagnolo Javier Marías, teatrini preziosi come quello del Bibbiena, dove l'ensemble a cordone regala un intermezzo a base di antico mediterraneo, auguste sale come all'interno del Palazzo della Ragione, dove il giallista Carlo Lucarelli, grande inventore e raccoglitore di misteri, tiene la sua conversazione in pubblico, affollata come tutte le altre. Tutte le città belle di solito sono belle e proprio perché sono belle hanno anche quel fascino misterioso della metà oscura. Il mistero di Mantova adesso qui è come mai una cosa che di solito è così bistrattata e dimenticata come la letteratura riesca ad essere così interessante e così piena di gente. Questa è la grande magia e il grande mistero di questo festival. Poi c'è questo lago ex malarico piuttosto torbido. Certo, pieno di zanzare, però devo dire che credo sia abbastanza freddo in questi giorni, le zanzare non ci saranno. Cose così, scrittori che parlano di sé e di questioni di scrittura a Milano o Roma di solito raccolgono 15-20 persone addette ai lavori. Qui una folla. Parole, 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 come diceva una bella canzone, ma senza nessun senso di inutilità. Qui a Mantova piace molto perdere tempo, che è il miglior modo di utilizzarlo, con le parole. Ascolto di parole, scambi di parole, con tipi che del disporre parole hanno fatto un mestiere. Più di 100 scrittori a Mantova vengono gratis, per modo di dire, perché questa kermesse per loro spot. Al mattino si può fare colazione a pagamento con un autore, di solito al delizioso caffè Canossa. E sono ancora belle chiacchiere. Ci trovi il giovanissimo e decorativo Richard Mason, caso editoriale dell'anno, adorato dalle ragazzine, uno che vende milioni di copie con un drammone a forti tinte ottocentesche intitolato Anime alla deriva. I grandi saggi quest'anno sono scrittori dell'area extraeuropea diventati europei. Nel cortile della Casa del Mantegna il libanese francese Amin Malouf, che ha appena pubblicato Il periplo di Baldassarre, e al chiostro del Museo Diocesano l'anglo-pakistano Hanif Qureshi, con i suoi nuovi racconti intitolati Mezzanotte tutto il giorno. L'incrocio di diverse comunità, di diverse etnie è il loro punto di osservazione, un po' meno oggi per Qureshi. Praticamente scrivono com'è difficile ed eccitante la società nuova, una società cocktail.
E una notizia di calcio, questa sera allo Stadio Olimpico di Roma la Lazio ha vinto la Supercoppa di Lega battendo l'Inter per 4-3. È tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento con il TG3 intorno a 00:30. Grazie per averci seguito, a più tardi.